Con oggi sono 15 anni dalla sua prematura scomparsa. Era il 22 aprile 1999 quando dei sicari sbagliarono bersaglio e lo colpirono alla testa. Parliamo di Stefano Pompeo, l'11enne favarese, vittima della mafia e delle barbarie umane. Era mercoledì sera. Stefano decide di seguire il padre. Si recano in una campagna di proprietà di Carmelo Cusumano, ritenuto il capo di Cosa Nostra locale, per macellare un maiale. È quasi ora di cena. Il padrone di casa, insieme a un amico, Vincenzo 40, salgono sulla jeep per andare a comprare il pane. Stefano vuole andare con loro. Percorso qualche chilometro, l'auto viene raggiunta da 3 colpi di fucile. Stefano viene colpito alla testa. Per lui non c'è più nulla da fare. Un anno dopo l'omicidio, la risposta dello Stato con l'Operazione Fratellanza. Una morte, quella di Stefano, che ha scosso le coscienze della città di Favara e dell'Italia intera. A Stefano, l'allora amministrazione comunale, guidata da Lorenzo Airò, intitolò una villa comunale, sita in via De Mille. Recente è anche l'intitolazione della palestra dell'Istituto Scolastico Chiarelli di Martina Franca, in provincia di Taranto. Oggi, nel giorno dell'anniversario di morte, Favara si dimentica di un proprio figlio. Nessuna cerimonia o commemorazione è stata programmata né organizzata dall'attuale amministrazione comunale. Si parla tanto di legalità e di come inculcare nei giovani sani principi e valori e poi ci si dimentica di ricordare una vittima innocente della mafia.